Mi chiedo se sia lo stesso comune, quello di Verona, a concedere a me la cittadinanza onoraria e poi a intitolare una via ad Almirante. Si mettano d'accordo, le due scelte sono di fatto incompatibili per storia, per etica e per logica. È la reazione della senatrice a vita Liliana Segre alla notizia della decisione della Giunta Comunale di Verona di intitolare una via della città a Giorgio Almirante, storico leader dell'MSI e della destra nazionale. Fu nel 1938 tra i firmatari del manifesto della razza e dopo la caduta del regime fascista aderì alla Repubblica di Salò. I nomi delle strade cambiano a seconda delle stagioni, prosegue la senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone della Shoah, ma non credevo proprio che questa fosse la stagione di Giorgio Almirante. Pensavo o mi illudevo che fosse passata. Un conto è intitolare strade a Moro, a Nenni, a Berlinguer o alla Malfa, un altro conto è intitolarla ad Almirante, che ha una storia diversa, anzi ben diversa, visto che fu tra i sostenitori del manifesto della razza per il quale noi ebrei non eravamo italiani. Credevo, conclude la senatrice, che quel tempo non ci fosse più in Italia. Ora apprendo che purtroppo c'è ancora. E a Verona, città medaglia d'oro per la Resistenza, la decisione di intitolare una via allo storico leader dell'MSI, peraltro in concomitanza con quella di attribuire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sta suscitando un vespaio di polemiche. Culmine del più vergognoso doppiogiochismo, attacca il PD con Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati Dem. Immediata la replica del sindaco Federico Sboarina. Almirante è stato un leader e ha fatto la storia del nostro paese e della destra italiana nel confronto parlamentare. Non è una scelta fatta in contrapposizione con nessuno. L'amministrazione di Verona, sottolinea Sboarina, la sua scelta l'ha già fatta, ha voluto conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre per la sua storia personale e per il valore di ciò che rappresenta, e ha votato la mozione per una via a Giorgio Almirante, che è stato un uomo politico democraticamente eletto da milioni di italiani. Non vedo cosa ci sia di anomalo, conclude il primo cittadino.